Bene, un buongiorno a tutti, a chi è presente in sala, a chi ci sta seguendo in streaming ed è veramente con sincero piacere che accogliamo qui appunto nella sede del Consiglio regionale la presentazione di un libro di Alessandro Marzomagno, Storia di Venezia in 10 battaglie navali. Questo volume è particolare perché ci accompagna in un viaggio che non è soltanto rievocazione storica, ma un vero e proprio invito a riflettere sull'identità più profonda di Venezia. La storia della Serenissima è stata scritta sulle onde del mare. La sua forza, la sua prosperità, la sua stessa esistenza dipendono dal rapporto con l'acqua e col dominio navale. In queste pagine 10 battaglie diventano 10 capitoli di un grande racconto collettivo, in cui si intrecciano coraggio, strategia, diplomazia e sacrificio. Parlare delle battaglie di Venezia significa parlare di molto più che di scontri militari, significa parlare e raccontare la capacità della Repubblica di costruire un equilibrio tra potenza economica, influenza politica, visione strategica. Significa ricordare che dietro ad ogni galea c'erano uomini, famiglie, comunità intere che contribuivano alla grandezza della città lagunare. Il Mediterraneo per secoli è stato il centro del mondo. Lì si decidevano le sorti dei commerci, delle alleanze, delle culture. Venezia, piccola città sorta tra le acque della laguna, seppe farsi protagonista, contendendo a imperi ben più vasti il primato dei mari. Pensiamo alla battaglia di Lepanto nel 1571, della quale tra qualche giorno ricorre l'anniversario, quando la flotta veneziana, insieme a quella cristiana, fermò l'avanzata ottomana. Si tratta di un evento che non fu solo una vittoria militare, ma un segnale politico e spirituale per l'intera Europa. Oppure pensiamo ancora prima della battaglia di Chioggia del 1380 che vide la Repubblica rialzarsi in modo sorprendente contro Genova, ribaltando le sorti di una guerra che sembrava perduta. Lo storico Marin Sanudo scriveva che Venezia nacque dalle acque e dalle acque riceve vita e potenza. È una frase che ben rappresenta lo spirito della Serenissima, la consapevolezza che il mare non era soltanto una via commerciale, ma il fondamento stesso dell'identità e della libertà veneziana, in un tempo in cui l'Europa e il mondo intero sono chiamati ad affrontare nuove sfide, anche di natura geopolitica. Rileggere queste pagine significa riscoprire il valore della memoria storica, perché la memoria non è mai un esercizio sterile, è la chiave che ci permette di comprendere il presente ma progettare e guardare al futuro. Venezia ha sempre saputo che il mare non è solo un confine ma un ponte, divide ma perciò stesso unisce. Tutte le battaglie e le vittorie, anche le sconfitte, ci insegnano che la vera grandezza non risiede nella forza delle armi, ma nella capacità di visione, nella tenacia e nella sapienza politica. Concludo ringraziando Alessandro Marzomagno per averci donato un'opera che unisce rigore storico e capacità narrativa, restituendoci un affresco vivido, appassionante della storia veneziana. Sono certo che questo libro saprà parlare non solo agli studiosi, ma anche ai cittadini, agli studenti, ai giovani, perché la storia della Serenissima è un patrimonio che appartiene a tutti e che continua anche ad ispirarci. La parola all'autore che ci spiegherà appunto il contenuto di questo importante volume. Prego. Grazie. Bene, intanto grazie al Presidente Ciambetti. Grazie anche al consigliere Luciano Sandonà, che in questo momento non c'è, ma che ha partecipato in maniera fattiva così all'organizzazione di questo incontro, e quindi poi grazie al Consiglio regionale del Veneto per ospitarmi. Dunque, sì, è vero quello che ha detto nell'introduzione il Presidente Ciambetti, cioè che in realtà queste battaglie navali poi sono un pretesto per parlare della storia della Serenissima, per affrontare alcuni aspetti molto interessanti della storia veneziana, a cominciare dal fatto che una di queste battaglie non è mai stata combattuta e che i veneziani se la sono inventata. Perché forse dove i veneziani non hanno mai perso un colpo
è stato nel marketing, perché hanno perso guerre, hanno perso battaglie, sono passati in secondo piano poi nei commerci, quando i commerci si sono spostati, ma sono sempre stati maestri fino alla fine a raccontare se stessi. E siccome avevano bisogno di una vittoria, se la sono inventata. E, dunque, io parto dal fatto che ho voluto scrivere questo libro perché mi sono stufato della battaglia di Lepanto. Nel senso che si parla sempre solo di quella, e sembra che i veneziani abbiano combattuto solo quella battaglia e abbiano vinto solo quella. In realtà non è così, ne hanno combattute molte altre, alcune le hanno anche perse. Infatti c'è anche una sconfitta nel libro sull'acqua dolce, perché secondo me conta meno. Comunque, e non è nemmeno la vittoria più clamorosa mai conseguita dai veneziani, perché nel 1656 i veneziani ai Dardanelli sbaragliano la flotta ottomana, la distruggono praticamente da soli. C'era in appoggio una squadra di 7 galee maltesi, mentre a Lepanto, come è stato detto, facevano parte di una coalizione. È vero che erano la metà della coalizione, però questo significa che l'altra metà non erano loro, no? Erano soprattutto navigli di area spagnola. C'erano anche i pontifici, ma insomma la maggior parte erano spagnoli, alleati degli spagnoli, tra i quali i genovesi. La vittoria dei Dardanelli è così clamorosa che il sultano si aspettava di vedere arrivare i veneziani a Costantinopoli e scappa, se ne va, perché temeva una riedizione del 1204. In realtà non succede perché è stata una vittoria non sfruttata politicamente, e quindi i veneziani non fanno le due cose che avrebbero dovuto fare: o andare a Costantinopoli oppure andare a liberare Candia, Creta, perché questa battaglia era un episodio della guerra di Candia. Non lo fanno, conquistano 2 isole all'entrata dei Dardanelli, soprattutto l'isola di Tenedo, che era strategica e che perderanno l'estate successiva nonostante una nuova vittoria, perché i veneziani hanno vinto i Dardanelli 2 anni di fila, nel 1656 e nel 1657, e in tutte e 2 le occasioni è stato ucciso in battaglia il capitano generale Damar. Quindi oltre che essere delle battaglie vittoriose, sono anche delle battaglie segnate da atti di eroismo. Ecco, una cosa che secondo me è interessante considerare è che in queste 10 battaglie ce ne sono 3 di epoca medievale, le altre sono dal 1509, Polesella, che è appunto la sconfitta di cui dicevo prima, sono dell'età moderna. È interessante notare, secondo me, che nelle battaglie, le battaglie medievali e anche quelle della prima età moderna, comunque Venezia, anche se perde o se ha risultati incerti, vince le guerre. Con le battaglie invece dell'età moderna, Venezia vince le battaglie in maniera clamorosa, ma perde le guerre. E pensiamo che la battaglia di Lepanto è stata combattuta per salvare l'isola di Cipro, ma dopo la vittoria di Lepanto i veneziani perdono Cipro. In realtà l'avevano già persa, ma insomma viene confermata la perdita di Cipro. Nonostante le ripetute e numerose vittorie della guerra di Candia, gli ottomani riescono a vincere solo una volta sul mare. In tutte le altre occasioni vincono sempre i veneziani, ma perdono la guerra, perché poi Candia nel 1669 diventa ottomana. E nel 1717, che è una battaglia che racconto, la battaglia di Matapan, che è una battaglia che si conclude con un nulla di fatto sostanzialmente, con le flotte che si allontanano senza una vittoria decisiva, Venezia vince la guerra, ma si siede al tavolo delle trattative, alla pace di Passarovitz, dalla parte dei vincitori, ma di fatto viene trattata come una perdente, perché perde il Peloponneso, che era stato conquistato pochi anni prima da Francesco Morosini, e la perdita del Peloponneso viene compensata con delle acquisizioni in Dalmazia. Io non so se qualcuno di voi conosce la città di Imoschi, ecco.
non la conoscete perché è un piccolo centro. Ecco, pensate che Venezia è stata costretta a barattare il Peloponneso con la città di Imoschi, che insomma non è proprio stata una gran vittoria, no? E quindi questo anche è interessante dal punto di vista politico, per vedere il ruolo e il rilievo politico di Venezia. E anche le vittorie stesse, le vittorie e le sconfitte, in realtà forse è un fenomeno che a noi appare poco chiaro, ma è la politica che decide, perché è la politica poi che trae le conseguenze di una vittoria o di una sconfitta. Venezia, e così entriamo nel vivo, nel 1509, dicevo, 22 dicembre, i veneziani vengono sconfitti sul Po a Polesella. È una sconfitta molto molto dura. In maggio, il 14 maggio del 1509 c'era stata la sconfitta di Agnadello, siamo in guerra di Cambrai, quando tutta Europa si è unita contro Venezia. Agnadello i veneziani vengono battuti, ma è stata una battaglia di terra e i veneziani in tutta la loro storia hanno sempre dato i comandi di terra degli stranieri. Il motivo è che non volevano che nessun patrizio veneziano disponesse di troppa forza militare. Siccome non c'era ancora stata la rivoluzione russa e l'episodio dell'incrociatore Aurora, si riteneva che con le flotte non si facessero i colpi di Stato. Poi invece abbiamo fatto pure quelli, ma al tempo non c'erano, per cui i comandanti di terra erano sempre stranieri. E questo comportava anche il fatto che le sconfitte delle truppe di terra potessero essere addossate a degli stranieri, ma cosa che succede a maggio. A dicembre invece essere sconfitti sull'acqua sono i veneziani. Sono il comandante, il capitano generale da Mar e i sopracomiti di galea che erano tutti appartenenti alle famiglie patrizie veneziane. La sconfitta è un episodio molto strano, una sconfitta clamorosa. Vengono pesantemente battuti i veneziani ed è una battaglia strana perché sono stati sconfitti da truppe di terra. Cioè nel senso che a affondare le unità veneziane sono state le artiglierie del duca di Ferrara, di Ercole d'Este, non a caso soprannominato il duca bombardiere perché aveva una particolare passione per le artiglierie, che vengono montate nottetempo lungo gli argini del Po. La flotta veneziana era ancorata in questa sacca di Polesella che adesso non esiste più. Siamo in dicembre, per cui era piovuto a monte, il Po si gonfia e la mattina i ferraresi si trovano le navi veneziane a livello delle loro artiglierie e le infilzano come tordi, provocando una sconfitta bruciante. C'è anche un motivo per cui i veneziani non hanno reagito in maniera pronta, perché nessun sopracomito era a bordo, salvo il capitano generale da Mar, perché erano tutti a terra, perché sfruttavano il grado, privilegio del grado, andavano a dormire a terra, anche perché, probabilmente lo sapete, gli eserciti erano accompagnati da un folto stuolo di prostitute e quindi invece di stare nelle galee con i vogatori andavano a terra a spassarsela. E il punto è che appunto non erano a bordo quando c'era stato l'attacco, a parte che non riuscivano a manovrare perché erano in un fiume, quindi... però insomma è stato un episodio grave. Nonostante questo, alla fine Venezia se la cava, perché la guerra di Cambrai, che è stato uno degli episodi insieme a Chioggia, insieme prima a quando vennero i Franchi a Venezia nell'810, Pipino, figlio di Carlo Magno, ma lì sappiamo poco in realtà di cosa sia accaduto. Ma la guerra di Cambrai è uno di quegli episodi in cui Venezia ha rischiato di essere cancellata dalla carta geografica. Poi dopo ha combattuto delle battaglie che sono state vinte, eccetera, però insomma sostanzialmente è uscita con le ossa rotte dalla guerra. Nonostante questo, siccome è riuscita, grazie alla propria diplomazia, a recuperare quasi tutto lo Stato da terra, e poi dopo hanno deciso che avevano vinto. Se voi andate a Palazzo Ducale,
c'è un quadro della fine del Cinquecento che celebra la vittoria veneziana sulla Lega Europea. Peccato che i veneziani non avessero vinto, avevano perso. Però hanno deciso che si trattava di una vittoria e quindi celebravano questa vittoria. E ci sono di questi episodi. E a cominciare appunto dal primo, no? Dalla battaglia di Punta Salvore, 1177, che è totalmente inventata. Se ne parla in alcune cronache posteriori di un secolo e mezzo. Nel 1177 accade l'episodio che fa entrare Venezia nel novero delle grandi potenze europee, perché a Venezia viene firmata la pace tra l'imperatore e il Papa, tra Alessandro III e Federico Barbarossa. La guerra che opponeva Federico Barbarossa ai comuni italiani, no? La famosa battaglia di Legnano. La pace successiva viene firmata a Venezia. Questo fa sì che quella che al momento era ancora un comune italiano, una città certo importante, certo potente, ma che non aveva assolutamente il rilievo che avrebbe assunto qualche secolo dopo, diventa teatro di questo episodio. Quindi le viene riconosciuto un ruolo dalle due massime autorità dell'epoca. E cosa fanno i veneziani? Non si accontentano e quindi sostengono che una flotta veneziana, oltretutto in inferiorità numerica, cioè che 30 galee veneziane avrebbero vinto a Punta Salvore contro 75 galee imperiali. Ora, Federico Barbarossa non aveva una flotta e le galee imperiali, guarda caso, viene detto che erano genovesi, gli eterni nemici, e pisane, poi qualcuno ci mette dentro anche gli anconetani, no? Secondo chi erano i nemici del momento. Perché questo? Perché serviva a giustificare il dominio di Venezia sull'Adriatico. Venezia dominava l'Adriatico, in quel momento lì soltanto la parte superiore, perché l'Adriatico meridionale apparteneva al Regno di Napoli, quindi che era alleato del Papa, per cui non avrebbero visto tanto di buon occhio una battaglia combattuta lì da loro. E comunque c'è una battaglia che avrebbe avuto conseguenze sul loro dominio. E comunque per giustificare questo dominio sostengono di aver vinto una battaglia contro gli imperiali e che il Papa, per ringraziarli, gli insignorisce, cioè usa proprio questa parola, gli insignorisce del dominio sull'Adriatico. Addirittura Paolo Sarpi all'inizio del 600, scrive anche un ponderoso trattato su questo fatto. E quindi serviva da giustificazione. Poi viene detto che il Papa regala al Doge l'anello per lo sposalizio del mare. Lo sposalizio del mare già si celebrava, ma da quel momento in poi assume un rilievo ben maggiore. Nessuna fonte contemporanea alla firma della pace di Venezia cita mai questa battaglia, e abbiamo numerose cronache. Non la citano perché non c'era, no? E quindi è una costruzione a posteriori politica. Dopodiché, altra battaglia che io tratto è la conquista di Costantinopoli. Lì i veneziani dimostrano una abilità, una maestria sul mare che non aveva pari, perché sostanzialmente sono stati i veneziani per 2 volte a salire sulle mura di Costantinopoli e a aprire le porte poi ai franchi che sono seguiti e sono entrati in città, perché erano in grado di costruire delle, chiamiamole impalcature, così, delle passerelle, dei ponti volanti come venivano chiamati, con gli alberi delle navi, neanche delle galee, delle navi, perché le navi erano più grandi e più alte rispetto alle galee, e portando queste
navi in vicinanza delle mura riuscivano addirittura a sovrastarle oppure a essere alla stessa altezza e quindi a conquistare poi i tratti delle mura. E gli stessi franchi, che non erano proprio generosi e altruisti nel giudicare gli altri, riconoscono che effettivamente l'opera dei veneziani è stata fondamentale, che senza i veneziani non sarebbero mai riusciti a conquistare quella che al tempo era la città più ricca, più splendente, più bella, più tutto, e a saccheggiarla e a distruggerla. Vabbè, insomma, abbiamo i 4 cavalli della Basilica, no? E non solo quelli, che sono stati portati nel 1204 da Costantinopoli. Di Chioggia è stato già accennato, ma quello che è importante capire di quella battaglia, che chiude un conflitto di circa 150 anni tra Venezia e Genova, quindi è l'ultimo episodio che si chiude con una vittoria veneziana. In tanti mi hanno chiesto: ma perché non hai messo Curzola? Io ho detto: perché abbiamo perso. Però poi a Chioggia abbiamo vinto. E tra l'altro dal punto di vista genovese poi non è neanche andata così male, perché i genovesi sono stati estromessi dal Mediterraneo orientale, ma hanno ripiegato sull'Occidente, quindi si sono sostanzialmente alleati con gli spagnoli per la conquista delle Americhe e tra metà 500 e metà 600 Genova si arricchisce in maniera spaventosa grazie all'argento americano, tanto che lo storico Fernand Braudel parla di secolo d'oro di Genova. Quindi il fatto di essere stata estromessa dal Mediterraneo orientale poi, insomma, non ha avuto poi delle conseguenze così negative. Ma la battaglia di Chioggia, dal punto di vista questa volta sia militare, è una battaglia importantissima, perché è la prima volta che vengono impiegate massicciamente artiglierie sul mare, non la prima volta in assoluto, ma la prima volta che vengono impiegate massicciamente. È la prima volta che si combattono duelli di artiglieria tra navi, cioè le navi delle due flotte che si sparano fra loro con le artiglierie. È la prima volta che vengono organizzate sbarchi coordinati da mare e da terra con l'appoggio delle artiglierie. Anche a Costantinopoli c'erano stati sbarchi, ma non c'erano artiglierie perché ancora non venivano utilizzate in battaglia. Ecco, la cosa che è interessante è che sulla guerra di Chioggia uscirà un libro, ma non c'è nulla, non è mai stato pubblicato nulla se non svariati decenni fa. È una battaglia che non è presente nella storiografia della Marina, nella storiografia navale italiana. Mentre appunto ha avuto un ruolo che questo storico, tra l'altro genovese, interessante che tutti quelli che si occupano di questioni navali siano tutti genovesi oggi, dice che ha nella guerra navale lo stesso rilievo che ha avuto la battaglia del Mare dei Coralli, cioè è stato lo stesso punto di svolta, 1942. La battaglia del Mare dei Coralli è la prima volta che due flotte di navi si combattono senza vedersi. Da Chioggia alla battaglia del Mare dei Coralli più o meno il metodo di combattimento era lo stesso, cioè due flotte che arrivavano a distanza dalla portata delle rispettive artiglierie e si tiravano l'una con l'altra. Quindi questo è stato un episodio di rilievo. Poi parlo anche di Polesella, vi ho detto, parlo anche di Lepanto, ma da un aspetto particolare. Cioè, non potevo non parlare di Lepanto, ovviamente, perché è impossibile. Ma ne affronto un aspetto particolare, cioè parlo soltanto delle galeazze veneziane. E anche qui è molto interessante perché il ruolo delle galeazze è stato fondamentale, lo riconosce lo stesso Don Giovanni d'Austria quando la sera celebrano le vittorie, riceve Francesco Duodo e gli dice: senza le vostre galeazze non avremmo vinto la battaglia.
quindi è stato un ruolo importantissimo. Fondamentalmente erano delle fortezze sul mare, cioè queste galee da mercato riconvertite, riempite di cannoni e che ruotavano a colpi di remo in modo da avere sempre un lato pronto a far fuoco, hanno contribuito in maniera determinante a scompaginare la flotta ottomana, a rompere l'impeto dell'assalto ottomano e quindi poi a, diciamo così, ammorbidire il nemico e a far sì che i collegati potessero prevalere. Quello che è interessante è che da quel momento in poi la Galeazza diventa un punto di riferimento, cioè diventa un punto di riferimento politico. Le galeazze da quel momento saranno molto mostrate e poco usate, anche perché erano complicate da usare, navi molto pesanti, avevano bisogno di 500 persone a bordo, insomma non era banale usare le galeazze. Tutti le vorranno avere, i veneziani manterranno il segreto della costruzione di queste unità, tanto che altri che provano a costruirle poi non avranno grosso successo. Ci riescono gli spagnoli, tanto che mandano alcune galeazze nella flotta dell'Invincibile Armada che viene sconfitta dagli inglesi di Elisabetta II e che determina Elisabetta I, scusate, sbagliato la regina, Elisabetta I, e che determinano il predominio inglese sui mari, no? Con la vittoria degli inglesi contro l'Invincibile Armada, gli inglesi diventano i padroni del mare. E nella flotta spagnola c'erano delle galeazze perché venivano ritenute importantissime. Ne parla anche Casanova delle galeazze, perché racconta, nelle storie della mia vita di Casanova c'è di tutto, ci sono anche delle annotazioni sulla flotta, no? E racconta appunto che le galeazze a metà Settecento vengono messe fuori ruolo, vengono tolte dalla flotta perché ormai erano davvero delle unità troppo obsolete, troppo di impostazione, no? E non potevano più essere usate. Ecco, dall'Epanto poi passo alla guerra di Candia. La guerra di Candia è stata una guerra che è durata 24 anni, dal 1645 al 1669, ha assorbito risorse finanziarie e umane infinite a Venezia. Io mi sono convinto che la guerra di Candia è il vero punto di svolta della storia veneziana, perché Venezia non riuscirà mai più a risollevarsi dallo sforzo sostenuto per combattere gli ottomani sostanzialmente da sola, quasi da sola. Pensate che nell'ambito di questa guerra c'è l'assedio più lungo della storia, perché magari si troverà che ce n'è uno che è durato un anno in più, ma comunque insomma 22 anni di assedio della città di Candia, che è l'attuale Heraklion, e muoiono in questa guerra 280 patrizi sui circa 1500 che facevano parte del Maggior Consiglio in quel periodo. Questo significa che è stata falcidiata la classe di governo, anche perché ovviamente i sopracomiti di galea, insomma i patrizi che andavano in battaglia erano i più giovani, per cui erano quelli che avrebbero dovuto diventare classe di governo negli anni successivi, che viene falcidiata. Questo per dire il peso di questa guerra. Comunque fino a un certo punto, fino a quando Francesco Morosini diventa capitano generale da Mar, la strategia dei veneziani era bloccare i Dardanelli, e appunto ci riescono anche magari vincendo delle battaglie, ma poi, come accennavo prima, non riescono a prevalere nella guerra. Il primo episodio che io racconto è a Focea nel 1649, quando appunto in questo ambito i veneziani erano andati ai Dardanelli e trovano la flotta ottomana all'ancora all'interno di una baia e danno vita a una battaglia che secondo me è clamorosa, perché intanto c'è un gesto così,
epico, secondo me. Se fossimo americani ci dovremmo girare un film, purtroppo noi non siamo in grado di girare film del genere, perché insomma basta vedere Master and Commander per rendersi conto cosa può essere un film girato con navi con vascelli a vela. Ma insomma a un certo punto gli ottomani sono tutti ormeggiati all'interno di questa baia e i veneziani mettono le prue verso il largo e sembra che se ne vadano. E anche perché erano in inferiorità numerica, tra l'altro. Quindi gli ottomani non si aspettavano, cioè, pensavano che se ne andassero perché erano meno, e quindi se ne vanno e cominciano a insultarli, come si faceva, perché insomma al tempo si usava molto urlarsi tra una flotta e l'altra, no? Cominciano a insultarli, a celiarli, a urlare, a schiamazzare, poi a un certo punto vedono che l'intera flotta veneziana vira di bordo e gli viene addosso. E vanno fuori di testa. Cioè ci sono le testimonianze degli schiavi liberati, no, che dicono, a un certo punto dicono che il comandante di una galea ottomana, quando vede che i veneziani gli vengono addosso, comincia a strapparsi la barba. Cioè non si rendevano, non si capacitavano di come questi potessero osare tanto, cioè di entrare in questa baia e combattere. Combattono, vincono. A un certo punto poi devono mollare perché le navi ottomane incendiate rischiavano di appiccare il fuoco alle navi veneziane, però anche lì poi non si sa bene se per un errore di valutazione oppure anche perché per la superbia e l'alterigia del comandante veneziano non si rendono conto che c'era un'altra parte della flotta in un altro luogo e che quindi la vittoria non era definitiva. Delle due vittorie dei Dardanelli vi ho già detto. La battaglia di Matapan nel 1717 è interessante per due motivi. Uno, perché è l'ultima battaglia tra flotte, cioè è l'ultima volta che una flotta veneziana si oppone a una flotta ottomana. È una battaglia che sostanzialmente si chiude con un nulla di fatto. E se vogliamo fare il calcolo delle perdite, c'è stata una prevalenza dei veneziani, cioè gli ottomani hanno perso più navi e più uomini rispetto ai veneziani e agli alleati, perché c'era un'importante presenza alleata. E questo anche è interessante perché io sono andato a vedermi anche le fonti degli altri, perché oltre a vedere quello che c'è ai frari, sono andato all'archivio di Malta per vedere le relazioni dei cavalieri, sono andato all'archivio segreto Vaticano per vedere le relazioni dei pontifici, perché c'era una squadra maltese e una squadra pontificia. Ma i maltesi, vi dicevo prima che c'erano anche i Dardanelli. E la cosa che mi ha colpito è che i comandanti alleati passavano molto più tempo a litigare fra loro che non a combattere gli ottomani, no? Avete presente i polli di Renzo che si beccano? Ecco, sempre quella roba lì. E poi l'altra cosa divertente è che i portoghesi se ne vanno subito dopo la battaglia, ma decidono che è stata una grande vittoria. Questo vi dicevo l'aspetto politico, no? Quindi tornano indietro facendo grandi festeggiamenti, si fermano a Palermo, feste, fuochi artificiali, banchetti, tornano a Lisbona, lo stesso, giorni di festeggiamenti. Tanto che la battaglia di Matapan, come dicono loro, è entrata nel mito della storia navale portoghese. Cioè questo episodio militare irrilevante sostanzialmente è stato sfruttato politicamente tanto da farlo diventare una grande vittoria dei portoghesi. E questo torno prima a quello che vi dicevo prima, no? Che in realtà vittorie e sconfitte sono decise dalla politica più che dalle armi. Ultima cosa, che gli ultimi avvenimenti che tratto sono i bombardamenti di Angelo Emo sulle città costiere tunisine dal 1784 al 1786. È una storia lunga, comunque per farla breve, quelle che noi chiamiamo reggenze nordafricane avevano delle flotte corsare. La differenza tra corsari e pirati è che i pirati agiscono in proprio e i corsari agiscono per conto di un governo.
quindi i corsari delle reggenze insidiavano le flotte, i mercantili di vari paesi europei, e a turno tutti mandano delle navi a bombardare le città in modo da costringere i bei a firmare dei trattati. Per dire, la prima azione della US Navy, cioè della flotta degli Stati Uniti d'America nel Mediterraneo, è stata nel 1804, sono andate a bombardare Tripoli. Poi l'avrebbero rifatto, ma hanno cominciato da allora, no? E poi sono tornati, ma hanno bombardato i francesi, hanno bombardato gli inglesi. I veneziani sono stati anche un po' sfigati perché hanno trovato un bey particolarmente tosto che non ha mai firmato la pace in combattimento, e si è fatto convincere soltanto parecchi anni dopo da congrue donazioni di zecchini. Però insomma quello che mi interessava appunto è l'aspetto dell'azione di Angelo Emo, no? Questo è l'ultimo grande ammiraglio della Serenissima, che è andato davanti a Biserta, Sfax, Susa e la Goletta, montando delle artiglierie su delle piattaforme, su delle zattere che si avvicinavano alla costa e bombardavano le città. Oggi noi questa roba la chiameremo bombardamento terroristico. Sarebbero crimini di guerra, no? Perché sparare intenzionalmente sulla popolazione civile, quello è, e diciamo loro lo facevano tutti, si usava e va bene. Poi anche non facevano gran caso a queste azioni, perché sparavano su dei barbari selvaggi, per cui non aveva tanta non si facevano muovere a pietà. Appunto, quello che è interessante in questo caso è l'innovazione tecnica di queste piattaforme galleggianti e il fatto che i veneziani fossero ancora in grado di sviluppare 1785, insomma in quegli anni lì, di sviluppare potenza navale quando ormai Venezia stava per finire. Adesso vi faccio vedere alcune immagini che ho portato, ecco. Questa è una lapide relativa alla battaglia mai combattuta, la battaglia di Salvore, perché la battaglia era finta ma la lapide era vera, e che stava su una chiesetta che c'è in Istria. A Palazzo Ducale, nella sala del Maggior Consiglio, c'è un enorme telero di Domenico Tintoretto che celebra questa battaglia, e si vede una chiesetta in alto a sinistra dove c'era questa lapide. Questa lapide è stata portata a Venezia nel 1618, l'originale era troppo rovinato, per cui è stata scolpita una copia. Questa è una copia settecentesca, l'originale non si sa che fine abbia fatto, è perduto. La cosa divertente è che è stata considerata perduta anche questa lapide e non si sapeva dove fosse, cioè qualcuno diceva che non si sapeva dove fosse. Il più importante storico istriano, che era Giuseppe Caprin, che aveva scritto a fine 800, primi 900, Istria Nobilissima, che insomma è un'opera fondamentale della storiografia istriana, dice che probabilmente era finita a Villa Melzi sul lago di Como, perché era stata portata da Angelo Querini, quindi la lapide si sapeva che era a Villa Altichiero nel Padovano. Un altro dice che era andata in Inghilterra, comprata da un antiquario. Un altro dice, sapete dove finiscono tutte le cose che non si sa dove siano, no? Nelle segrete vaticane. Dice che era finita nelle segrete vaticane. In realtà, poveretta, è sempre stata a Padova. Era esposta, fino agli anni '80, era esposta nel lapidario del Museo Civico Padovano. Adesso è nei depositi del Museo Civico, probabilmente togliendola dal lapidario l'hanno rotta, si vede che è stata aggiustata. Comunque questa lapide, che celebra la vittoria inesistente, la copia della lapide che celebra la vittoria inesistente, è sempre stata là e bastava andarsela a vedere. Ecco, questo invece è un codice meraviglioso che ho trovato al Museo Correr. È un diario di un ufficiale di Angelo Emo, Antonio Paravia, era un ufficiale zaratino, però non parla solo dell'impresa di Emo. Sono 6 volumi manoscritti, pieni di disegni, uno più bello dell'altro, e in questo disegno vedete bene com'erano i Dardanelli. I veneziani chiamavano i Dardanelli 2 castelli, perché erano difesi da una fortezza dal lato asiatico e da una fortezza sul lato europeo. E quindi
per passare i Dardanelli bisognava forzare questi due forti, no? E i veneziani ci sono riusciti 2 anni di fila. Notare che dal 1657 l'impresa successiva ai Dardanelli sarebbe stata nella prima guerra mondiale lo sbarco dei britannici, erano soprattutto neozelandesi e australiani, che sono sbarcati ai Dardanelli e invece sono stati sconfitti, perché poi sono stati costretti a levare le tende e ad andarsene. Quindi per qualche secolo più nessuno ha osato fare quello che avevano osato i veneziani. Questa l'ho messa perché è bella, sostanzialmente. È l'ingresso della squadra di Angelo Emo a Malta. La squadra veneziana si appoggiava a Malta e anche alla Sicilia, andavano a fare rifornimento sostanzialmente, a fare il rimessaggio delle navi in queste basi e vedete che spettacolo che è questa entrata, no? Delle navi sotto vela che entrano nel porto della Valletta. Ci sono delle bandiere molto belle. E questa è una galeazza, sempre in questo codice appunto è riprodotta una galeazza e è anche ben specificato poi tutte le artiglierie che c'erano a bordo. È una delle ultime galeazze, perché siamo appunto già nel Settecento, quindi insomma che presto sarebbero state dismesse. Il problema delle galeazze è che abbiamo poche rappresentazioni, noi non sappiamo esattamente come fossero fatte, ci sono alcuni particolari che ci sfuggono, per esempio come venivano piazzate le artiglierie laterali, e perché la maggior parte delle rappresentazioni di galeazze erano fatte da persone che non avevano mai viste e quindi ci mettevano della fantasia, no? Ecco. E poi comunque anche questo, che è un disegno estremamente preciso, è fatto dall'esterno, per cui non si vede esattamente come fosse la situazione nei ponti, no? Però anche questo è un disegno davvero bellissimo e quindi ve lo volevo mostrare perché vale la pena. Non c'è nel libro, però è così bello che mi sembrava che valesse la pena mostrarvelo e quindi farvelo vedere. Bene, io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto ad ascoltarmi e insomma in bocca al lupo al libro. Uscirà il 17 ottobre. Bene, quindi sicuramente un volume che gli appassionati storici della storia veneziana, ma anche appunto chi vuol approfondire i temi delle battaglie che comunque hanno segnato la storia della Serenissima, sarà uno dei volumi da sfogliare e da approfondire con curiosità e con passione, come lo ha fatto lo scrittore in questa presentazione. Quindi veramente complimenti per questa ulteriore fatica letteraria, perché sicuramente, ripeto, non finiamo mai di scoprire o di rivedere e riscoprire parti della storia che ha interessato questa splendida città. Grazie ancora.